Quali sono gli aspetti ai quali si vuol dare attenzione e sensibilità? Sicuramente l'aspetto della comunità che accoglie ed è attenta non soltanto ai migranti, ma direi a tutti i cittadini. E questa differenza tra noi e gli altri, tra noi e voi, non ci appartiene e quindi è una risposta solidale, una risposta trasversale direi a questo sentimento di paura che ci vuole tutti in casa, chiusi e impauriti rispetto agli altri. Qui ci sono un po' tutti i rappresentanti delle varie associazioni, quindi del mondo sociale e civile di Chiavari. Sì, è stato molto bello perché in pochissimo tempo con un tam tam sui social o su insomma, gli strumenti che si usano ormai abitualmente siamo riusciti a collegarci come organizzazioni ma anche come tanti cittadini che si sono uniti, per cui non soltanto Zucchero Amaro ma il Tè delle Donne del Mondo, l'associazione Verità e Giustizia per Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica, il Bandolo, Se non ora quando, e poi veramente vedendo le facce delle persone direi tutto il mondo organizzato e che ci tiene alla propria città è qua oggi. È un segno forte, non capitava da anni avere una manifestazione di questo tipo, che segno è dei tempi che viviamo? Da una parte un segno molto brutto, perché vuol dire che il cammino che stiamo facendo, la deriva che si sta prendendo a livello politico, a livello sociale, a livello di comunicazione è davvero quasi come se fosse senza ritorno. Dall'altra invece è un simbolo di una comunità e di una città che crede ancora che si può essere uniti, che si può ragionare insieme e lo si può fare anche in piazza, non soltanto in piazza, non soltanto sotto la pioggia, ma in tutti gli spazi che ha senso preservare e ha senso coltivare.